l'Italia negli anni 90 di fatto non aveva alcuna necessità di fare cassa nei comici professionisti. Questi prezzi qua di fatto potevamo averli anche ancora inferiori rispetto a quelli che abbiamo avuto in quegli anni. Ci viene predicato, soprattutto dagli altri paesi europei del nord Europa, in testa della Germania, che dobbiamo privatizzare di più, al di là del fatto che comunque la Germania ormai si è comprata tutta la nostra meccanica di precisione, gran parte anche della nostra industria tessile e siderurgica. Guardate parimenti cosa ha fatto negli stessi anni la Germania. La Germania è questa linea qua grande flussi debiti. Questi sono gli introiti da privatizzazioni da parte delle economie europee, la Germania nei confronti dei paesi del sud Europa. La Germania ha sempre predicato molto bene, tra virgolette, ma razionato molto male, perché tutti noi abbiamo privatizzato molto di più. La Germania ha venduto poco ai suoi gioielli di famiglia. E per quanto riguarda la flessibilizzazione del mercato del lavoro, cosa c'è da dire? Anche qua guardiamo, non c'è bisogno che ci scomodiamo noi, guardiamo cosa dicono gli stessi dati delle fonti economiche neoliberiste, in questo caso il World Economic Forum. Ogni anno il World Economic Forum, che è un consenso di grossi uomini, di grosse personalità del mondo degli affari, di economisti, si ritrova ed emette delle pagelle per ogni nazione, in cui praticamente classifica alla fine la competitività di queste nazioni, calcolata in base alle loro facilità nell'attrarre investimenti. E stila proprio queste pagelle per ogni nazione in cui mette in classifica tutti gli elementi che ritiene come più problematici per investire in quel paese. Guardiamo la Svizzera. La Svizzera come secondo problema ha regole sul lavoro troppo restrittive. Singapore addirittura come primo problema regole sul lavoro troppo restrittive. Gli anni anche qua regole sul lavoro troppo restrittive. Germania anche qua primo problema in testa. Questo aspetto salito in testa perché ultimamente la Germania ha stabilito un salario minimo per i mini jobs. Svezia anche qui tra i primi problemi, troppe regole sul lavoro. Giappone stessa cosa. Parliamo della Cina. La Cina chiaramente non viene indicata come un paese per il quale questo problema sia preponderante, in quanto compare a un livello molto basso, quasi fra gli ultimi posti. Altro molto curioso il comportamento della Cina, perché la Cina è un paese che fa rispettare alcune regole per le multinazionali che vanno a investire là, mentre per le loro industrie sono molto meno solati a far rispettare qualsiasi regola sul mercato del lavoro. Parliamo anche d'Italia, attualmente è in ambito un dibattito a livello politico sull'articolo 18, come si vede tutti. Scusate. Si dice che l'articolo 18 è un fattore problematico, che è un ostacolo da parte nei confronti delle imprese, nei confronti delle imprese anche estere per investire nel nostro paese, perché rende troppo difficili i licenziamenti. Ma assolutamente le cose non stanno così, perché le stesse fonti neoliberiste mettono regole del lavoro troppo restrittive non nemmeno tra i primissimi posti, in questo caso al quarto posto, quindi sotto la Germania. Guardiamo bene questa lista. Questa lista rappresenta, come dicevo prima, le nazioni che il World Economic Forum ritiene più competitive al mondo. Guardate bene chi c'è in testa. Svizzera, Singapore, Finlandia, Germania, Giappone, bla bla bla. Per qualche strano motivo che il buon Matteo Renzi o il buon Mario Monti non ci vogliono spiegare, la Cina in termini di competitività compare solo al 28° posto. Questo perché? Perché quando tu Stato comunque tuteli la tua popolazione, quindi fai sì che goda di ricchezza, fai sì che non sia facile licenziare i lavoratori, quindi hai di fatto
una popolazione ricca, dotata di sicurezza sul lavoro, dotata di un forte potere di acquisto e di una forte propensione di acquisto, questo per gli investitori non rappresenta affatto uno svantaggio, perché gli investitori, le imprese, guadagnano laddove c'è una popolazione che materialmente possa spendere e voglia spendere, non dove hai degli straccioni che sono pagati nulla e che possono al limite solo essere sfruttati. Adesso guardiamo concludere alcune dichiarazioni dei fautori dell'Eurozona, di massimi fautori dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Guardiamo bene cosa pensano della democrazia massimi sostenitori di questo sistema in cui ci troviamo. Monoprodi nel 2001, Financial Times, ha detto questo sull'euro. Sono sicuro che l'euro un giorno ci spingerà a introdurre nuovi strumenti di politica economica. Oppure adesso è politicamente impensabile, un bel giorno ci sarà una crisi, quindi necessariamente questi strumenti dovranno essere adottati. Quali sono questi strumenti di politica economica di cui parla Prodi? Sono quelli che stanno per essere applicati in questi giorni, quindi diminuzione dei diritti dei lavoratori, precariato, diminuzione salariale. Queste sono le cose che in quei tempi era impensabile proporre, che adesso sono diventate, ahimè, la normalità. Guardiamo cosa ha detto Giuliano Amato nel 2007 relativamente al Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona fu fatto praticamente per recepire la Costituzione europea, che è democraticamente fu bocciata da 2 referendum che si tennero in Francia e in Olanda. Questo è quello che ha fatto Amato. Amato era a capo del cosiddetto Amato Gruppo che stilò il Trattato di Lisbona. Questo è quello che affermò in un'intervista disponibile sull'Euroserver. Dice esplicitamente questo: abbiamo reso il trattato illeggibile, quindi letteralmente proprio un insieme di paragrafi sconnessi l'uno all'altro con continui rimandi ad altri trattati, comunque cosa di illeggibile, l'abbiamo reso illeggibile proprio per far sì che non fosse sottoposto a pericolosi referendum. Mario Monti nel 2011 all'Università di Studi Locali disse questo relativamente all'Europa e all'Unione Europea. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di sovranità nazionale a livello comunitario. È chiaro che il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale, quindi l'attaccamento di una popolazione alle sue identità, ai suoi valori e alle sue realtà nazionale, lui la vede come una cosa negativa da distruggere, imponendo una crisi affinché il costo psicologico di rimanere legati ai nostri stati e alle nostre nazioni diventi insostenibile. E quindi a un certo punto i cittadini siano invogliati a cedere diritti, a cedere la sovranità a questo sistema che si sta comportando come penso di avervi ben descritto con tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Helmut Kohl, l'ex presidente della Germania, in un'intervista che in verità è stata fatta nel 2002 e è stata pubblicata solo nel 2013 sul Telegraph, un quotidiano tedesco, disse questo sull'euro: se avessimo fatto un referendum in Germania per l'introduzione dell'euro l'avrei perso, quindi nel caso dell'euro l'ho imposto senza un referendum, mi sono comportato come un dittatore. E questo è lo spirito che sta alla base della creazione dell'Eurozona, ma anche addirittura dell'Unione Europea, ma anche delle comunità europee. I grandi fondatori dell'Unione Europea, in verità, e l'economista Jan Barguezza ne parla in maniera molto dettagliata nelle sue opere, non sono affatto delle persone democratiche, infatti sono delle persone che hanno distrutto le sovranità dei popoli al fine di consegnarle nelle mani di un sistema basato unicamente sul neoliberismo, quindi sull'arricchimento del 1% della popolazione a discapito del 99%. Jean Monnet in particolare era un economista che a quei tempi lavorava a stretto contatto con le grandi industrie dell'acciaio e del carbone francesi e tedesche. Disse nel 1952 che le nazioni europee avrebbero dovuto essere state guidate verso una forma di superstato senza nemmeno che le popolazioni si rendessero conto di ciò che effettivamente stavano facendo.
Farò un altro esempio anche il nostro Etiero Spinelli, nel manifesto di Ventotene, più punti dice esplicitamente che il metodo democratico per costruire l'Eurozona non deve essere perseguito perché i metodi democratici sono un peso morto. Adesso vediamo alcune dichiarazioni di importanti economisti non MMT che in qualche modo ci hanno sconsigliato, hanno scomunicato diciamo, il sistema dell'euro, ma ahimè non li abbiamo ascoltati. Paul Krugman nel 2010 in un'intervista nel New York Times disse questo, disse che l'Italia, non solo l'Italia, parlava anche della Spagna, adottando l'euro, di fatto si è ridotta come una nazione del terzo mondo, quindi che deve prendere in prestito una moneta straniera con tutti i danni che ciò implica. E prima li abbiamo visti quali sono questi danni. Ossia dover restituire di molti in molti i soldi al settore straniero, che è quello che ci impresta. Il settore finanziario, sia nazionale, anche internazionale. Questa dichiarazione è molto importante, a me piace molto, l'ha fatto un economista della Gran Bretagna, dell'Università di Oxford, che si chiama Tim Congo. Dice esplicitamente che il potere di emettere la moneta di fatto definisce l'indipendenza di una nazione. Se un popolo vuole essere padrone libero di autodeterminarsi, necessariamente deve essere in grado di gestire la sua economia a livello macroeconomico, cosa che è possibile solo fare con una valuta sovrana. E questa affermazione qua provocatoriamente ve la pongo anche tutti voi. Dovete abitare in un ente locale, una colonia, con uno Stato capace di decidere del suo futuro, del suo benessere. Adesso nella parte finale veniamo a quello che proponiamo noi tramite il nostro programma di salvezza economica per la nazione. Nell'uscita dal sistema euro l'Italia annuncia che pagherà in lire e comincerà subito a passare nella nuova valuta sovrana, cioè le lire. Tutti i depositi denominati in euro rimarranno tali e tasse a questo punto genereranno una forte domanda di lire e per eseguire le transazioni tutti dovranno vendere gli euro per acquisire le lire. Questo causerà una svalutazione dell'euro, non delle lire, perché nel mercato ciò che si svaluta è ciò che viene venduto, non ciò che viene acquistato. Il governo quindi finanzierà fin da subito un programma di piena occupazione, sull'esempio di quanto fatto in Argentina da Jeffers nel 2002, di cui abbiamo parlato all'inizio, parlando dell'economista Fostater, e di cui fra un po' vedremo i risultati di questo piano di lavoro, che tra l'altro fu applicato in maniera molto parziale. Il PLC quindi comporterà maggiori funzioni, quindi nuovi redditi, maggiore potere di spesa, e pian piano quindi una popolazione con più ricchezza che spende di più, che causerà anche un vantaggio al settore privato, il quale tornerà a riassumere, e questo man mano che i consumi aumenteranno risolleverà tutte le economie. Di seguito guardiamo alcuni esempi applicati tramite il Plan Jeffers a partire dal 2002 in Argentina. Il piano, come già accennato, fu applicato in maniera molto parziale perché è rivolto solo ai capi famiglia, anche se in realtà parteciparono al 60% donne, e comunque causò questi risultati. Un solo anno, dal 2002 al 2003, guardate bene l'andamento del PIL nel 2002 era del meno 11%, in un solo anno passò quasi il 9% e così via per tutti gli anni successivi finché il programma non fu dismesso per motivi politici nel 2007. Queste sono percentuali a livello cinese. Questo è l'andamento della disoccupazione dopo il 2002, la disoccupazione subì una fortissima riduzione per stabilizzarsi a un livello circa del 7%, quindi un livello molto migliorativo rispetto a quello che abbiamo oggi noi in Italia. Il governo non dovrà adottare le logiche del super export, le cosiddette logiche neomercantili, che arricchiscono solo le grosse aziende che esportano e si basano sull'abbattimento degli acquisti interni. Dovrà tagliare soprattutto il mercato interno, il benessere della sua popolazione e la domanda interna.
il governo cesserà l'aumento delle sue spese a deficit, sulle quali ora si raggiunge lo status della piena occupazione, quindi avrà una popolazione, avrà il pieno impiego di fattori produttivi, quindi materialmente non dovranno spendere di più perché altrimenti genererai solo un aumento di prezzi. Di seguito guardiamo bene cosa è successo in Germania per le politiche del super export. Dal 2000 al 2008 i salari reali in Germania sono diminuiti del 9%, quindi sono diminuiti di più rispetto a tutte le altre maggiori economie europee. E questo è quello che ha fatto la Germania per abbattere tramite l'esportazione di tutte le altre economie europee. Ha adottato una moneta sottovalutata rispetto al mondo e ha adottato anche questo. Ha adottato una deflazione salariale dei suoi lavoratori al fine di abbassare ancora di più il prezzo dei suoi prodotti e ciò ha causato un problema per tutte le altre nazioni europee. Pensate che il saldo commerciale, il saldo delle partite correnti della Germania dopo l'ingresso dell'euro, fino più o meno ai giorni nostri, ammonta a circa 1.800 miliardi di euro, quindi quasi il nostro debito pubblico. Vediamo bene comunque come le politiche del super export in termini di PIL, quindi di reddito interno generato nella nazione della Germania, non siano sempre così soddisfacenti. Lo vediamo da questo grafico che rappresenta le variazioni percentuali del PIL annuale della Germania, di alcuni picchi che si sono avvicinati al 4%, ci sono stati anche dei periodi di forte difficoltà per la Germania. Quando c'è un valore di aumento del PIL prossimo allo zero, vuol dire che la popolazione si è impoverita, quindi ha stipendi minori, riesce a consumare di meno. E l'andamento viene riconfermato anche negli ultimi anni, in cui l'aumento percentuale del PIL è prossimo allo zero. Parallelamente vediamo cosa ha fatto l'Italia durante il periodo del suo boom economico, quindi un periodo che all'incirca parte dalla fine degli anni 50 ed arriva all'inizio degli anni 70, in quel periodo in cui di fatto l'Italia diventò quella grande nazione che nonostante tutto ancora oggi è, non si basò affatto su una logica di super esportazione di saldo con l'estero positivo. In quegli anni l'Italia aveva un forte deficit, un forte debito nei confronti del settore estero. Il governo abrogherà il cosiddetto divorzio tra Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, quindi tornerà a controllare tramite i suoi regolamenti l'attività di Banca d'Italia per indirizzarla a politiche di spesa a deficit per la tutela dell'economia reale, dell'economia delle sue popolazioni. Il governo farà qualcosa di più, addirittura abolirà completamente l'emissione dei titoli del Tesoro, che con i moderni sistemi monetari sono uno strumento farraginoso, completamente inutile, perché ricordiamo che lo Stato, moneta sovrana, non ha affatto bisogno né di tasse né di titoli al fine di poter finanziarsi, e se dovrà regolare il tasso di interesse delle banche al fine di mitigare un'economia che corre troppo, coordinandosi con Banca Italia, praticamente regolerà il giusto livello questi tassi di interesse. Il meccanismo di regolazione di tassi di interesse sulle riserve tramite i titoli di Stato è un argomento complesso, un po' difficile da spiegarvi adesso, se volete eventualmente ne parliamo nella sezione delle domande. Comunque anche qua è inutile mettere titoli di Stato per regolare il tasso di interesse internazionale. Si può fare semplicemente in coordinazione con la propria banca centrale. Di seguito vediamo alcuni esempi di tassi di interesse di stati a moneta sovrana e non. Vediamo bene come gli stati che di fatto detengono la moneta sovrana possono permettersi, sono loro che fissano i tassi di interesse sui loro titoli di Stato e possono permettersi di tenerli bassi, proprio perché non hanno nessuna necessità di vendere tutti i titoli in asta agli investitori. Quindi sono loro che decidono il prezzo dei titoli. Vediamo il caso di Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone, addirittura il Giappone ha un titolo di interesse sui titoli, un tasso di interesse sui titoli di Stato decennali inferiore allo 0,5%. Guardiamo gli esempi sopra riportati, sono esempi di paesi che hanno rinunciato alle loro sovranità monetarie. In questo caso
quantità subentrarsi sui titoli non lo decidono più loro, lo decidono i mercati. Se i mercati si fidano, allora il tasso subentrarsi sarà contenuto, se i mercati non si fidano, i risultati sono questi qua. Ultime cose, tutti i conti correnti saranno assicurati da Banca d'Italia, le banche saranno regolamentate nell'esclusivo interesse pubblico, quindi dovranno finanziare l'economia reale, non dovranno utilizzare le loro riserve per speculare. I debiti di Stato residui in euro dell'Italia saranno onorati in tempi e in modi decisi dall'Italia, sulla base dell'interesse pubblico, come ha fatto del resto dell'Argentina. I cittadini con debiti totali saranno aiutati dal governo nazionale, che si assumerà i loro debiti in euro, li salderà e concorderà con i creditori la restituzione del dovuto in lire. Il governo quindi renderà operativo una disposizione per ciò che concerne i mutui e renderà obbligatorio per le banche rifinanziare i mutui in lire per facilitare il debitore a saldare i suoi debiti nei confronti del sistema finanziario. Questa è una cosa che si può fare benissimo, al di là di quello in cui molti credono. Il governo quindi perseguirà anche una linea di piena responsabilità sulle industrie di rilevanza sistemica e qualora alcune industrie importanti decidessero comunque di dismettere le loro attività del territorio, questo potrà avvenire solo con una collaborazione col governo al fine di tutelare eventuali danni all'ambiente e l'occupazione a tassa. La presentazione è finita, adesso vi ho qui scritto alcuni importanti riferimenti che se avete anche bisogno di segnarvi, ve lo consiglio. Partiamo col sito del giornalista Paolo Warner, che è una delle massime personalità che abbiamo come riferimento in Italia per MNT. Questo è il nostro sito ufficiale, mnt.info. Alcuni importanti articoli su come funzionano le banche, sui buoni motivi per tornare alla lira, e questi ultimi tre sono una serie di articoli, sono 3 articoli scritti da uno dei nostri principali economisti di riferimento, William Mitchell, che spiega in dettaglio tutto quello che vi ho spiegato un po' semplicemente io questa sera, in cosa consiste la spesa deficit da parte di uno Stato.